riguarda due intercettazioni telefoniche che sono quelle, diciamo, che fondano la contestazione a carico del mio assistito. Si tratta di due conversazioni telefoniche RIT 184-2016, da numero 2556 e 2558, come chiarirò meglio, acquisite in altro procedimento penale naturalmente, a carico l'intercettazione dell'utenza del dottor Franco, che era nel processo di cui ora dirò assistito dall'avvocato professor Ali Abukar. Si tratta dunque di due conversazioni, come potrà poi darmi atto lo stesso pubblico ministero, incontrovertibilmente pertinenti alla attività difensiva che in quel momento l'avvocato Abukar svolgeva nell'interesse del dottor Franco, e per la precisione sono due telefonate a distanza di pochi minuti, perché cade la linea, insomma, in realtà la conversazione è unica. Si svolge questa conversazione nel momento in cui l'avvocato Abukar è già in tribunale con il fascicolo nelle mani a corredo della istanza di richiesta di definizione del procedimento allo stato degli atti, quindi di rito abbreviato, che sta per depositare. Dobbiamo necessariamente fare una fulminea incursione nel fatto, ma la lettura dei capi di imputazione vi aiutano. In ogni caso, l'incursione nel fatto è questa: l'avvocato Abukar si avvede, o diciamo sorge un dubbio, diciamo così, in ordine ad uno dei documenti che gli sono stati consegnati dal proprio assistito a prova confutativa della imputazione che raggiungeva il suo assistito. Si tratta di una difformità grafica, di un documento che è di produzione dell'assistito, perché si tratta di annotazioni di servizio interne nemmeno soggette a protocollazione, e dunque l'avvocato Abukar ritiene di dover fare alcune domande al proprio assistito. Le due imputazioni nascono e muoiono nella interpretazione che la Procura fa del significato di queste due conversazioni sincopate, dalle quali la Procura ritiene di desumere, perché, come leggerete dal capo di imputazione, non c'è nessuna contestazione o esplicazione, come possiamo dire, oggettiva della condotta di soppressione, di falso per soppressione, capo E, e di falso ideologico, capo F, tanto è vero si tratti di una interpretazione, di una deduzione di natura logica, che non trovate nel capo di imputazione né la descrizione di quale sarebbe il documento oggetto della istigazione ad essere soppresso, né quale sarebbe, rispetto al capo E per il falso ideologico, in cosa consisterebbe e quale sarebbe la falsità ideologica commessa materialmente. Questa precisazione è importante ai fini della questione che devo porre, perché ci consente già di comprendere le coordinate della prima questione, perché le questioni sono due, vi è un secondo profilo
di non utilizzabilità di intercettazioni provenienti da altro procedimento penale, ma rimaniamo su quella che attiene alla violazione degli articoli 103, 270 e 271 del Codice di procedura penale. Ci troviamo di fronte, è importante aver fatto questa premessa, perché dobbiamo comprendere chiaramente le coordinate nelle quali ci muoviamo qui. Stiamo parlando dell'esercizio del mandato difensivo in senso materiale, perché sto andando a depositare la richiesta di rito abbreviato, e ci troviamo di fronte non alla emergenza esplicita di una condotta illecita nelle intercettazioni, ma ad una interpretazione di natura logica di quelle conversazioni. Perché sarà questo rilevante? Lo vediamo. Noi conosciamo, signora Presidente, signori giudici, naturalmente la giurisprudenza che si è creata intorno alla tutela delle conversazioni del difensore con il proprio assistito. Qui abbiamo un'intercettazione, tutela naturalmente delle conversazioni del difensore. Qui naturalmente siamo nell'ipotesi della intercettazione indiretta con il proprio assistito. Conosciamo, starei per dire purtroppo, la giurisprudenza che si è creata, la quale però ormai si è consolidata nell'affermare che, rimane la guarentigia della inutilizzabilità delle conversazioni ove esse conversazioni pertengano al mandato difensivo. Si è detto nella giurisprudenza ben nota, si è partiti tirando un filo, e cioè dicendo, ma ben può capitare che l'avvocato, anche con il proprio assistito, parli di altro, e quindi noi che cosa facciamo? Ascoltiamo l'intercettazione, poi valutiamo se vi sono, con criteri, mi sono permesso di redigere una breve nota a sostegno e cito la giurisprudenza, quindi non mi ripeto, non perdo tempo nel citarla, ma sono principi che voi conoscete benissimo. Valuto se in quella conversazione vi è la oggettività di un dirazzamento, diciamo così, dalla conversazione tecnica difensiva, se vi è, sono legittimato ad utilizzarla perché non sto intercettando una conversazione di natura tecnica difensiva, se non lo è non la utilizzo. Si è inutilmente, purtroppo, da parte dei difensori sottolineato sempre che nel momento in cui si fosse varcata la soglia della intangibilità della conversazione con il difensore, si produce un effetto sostanzialmente abrogativo di una norma, di un divieto normativo di utilizzazione, di radicamento e di fondamento costituzionale. Perché se io apro la strada all'ascolto e alla valutazione, dopo aver ascoltato il contenuto della sua rilevanza penale, della sua estraneità al mandato, io sto producendo un effetto abrogativo della guarentigia. Qui ci troviamo in un passo ulteriore, che è lo sviluppo logico. Io non addebito all'ufficio di procura né al dottor Palazzi alcuna malvagia intenzione. È uno sviluppo portato agli estremi che ci fa comprendere la gravità degli estremi a cui si giunge, nella quale si dice, perché il capo di imputazione è chiarissimo in questo senso, la procura non ha potuto indicare, non indica e non vi indicherà mai quale sarebbe l'atto soppresso, quale sarebbe stato il contenuto dell'atto falsificato, non lo può dire. La procura però dice: io interpreto questa conversazione come una conversazione che mi fa comprendere che d'intesa il difensore e il dottor Franco abbiano precedentemente deciso di
redigere un rapporto interno ad hoc utile difensivamente, falso, che è quello che viene naturalmente poi utilizzato come prova nella richiesta, nel deposito degli atti, eccetera. B, interpreto che debba essere, che vi fosse quindi, un rapporto diverso da quello che mi viene prodotto, ma non so dire né in che termini diverso, né quando né perché ci sarebbe stato questo diverso rapporto. Infine interpreto le parole sincopate. No, io voglio sapere, ma l'originale, ma tu, no, non mi stai capendo, ma io voglio sapere, se io vado a depositare, ma tu, da questo tipo di conversazione, che io sto istigando il mio cliente a dire, guarda che se non mi garantisci di andare ora a distruggere il documento, io non deposito la richiesta di rito abbreviato, andiamo con ordinario, perché io devo essere sicuro che non. Quindi siamo all'estremo possibile della pretesa, che è già per nostro modo di vedere inaudita, di ascoltare prima per valutare se la mia conversazione di difensore col mio cliente pertinente al mio mandato sia o non sia utilizzabile. Quindi voi avete un'occasione straordinaria, perché è difficile immaginare, se avessimo dovuto immaginare una esercitazione universitaria nella quale definire il punto estremo al quale la giurisprudenza che si è consolidata e che abbiamo ricordato è arrivata, è questo. Nemmeno la evidenza materiale, cioè non è la conversazione, il solito esempio che si fa, ma io sto parlando con il mio assistito e gli dico, benissimo, come va con i testimoni? Sì, sopprimeteli, uccidete i testimoni. Allora si usa questo argomento, di cui diremo però, lo sentirete usare, si dirà, ma allora dice questo, allora che faccio? Non lo utilizzo. Non c'è nemmeno la oggettività, c'è la interpretazione di una conversazione strettamente pertinente all'esercizio del mandato difensivo. Allora qual è la conclusione? La prima è quella di richiedere, di dichiarare inutilizzabili queste due intercettazioni telefoniche, perfino alla luce di quella giurisprudenza che abbiamo ricordato, che comunque la ancora ad una necessità di valutazione oggettiva della pertinenza, senza giungere alle estreme conseguenze cui è giunto in questo caso l'ufficio di procura, che trova un suo supporto in alcune recentissime sentenze della Corte di Cassazione, non a caso, sezione seconda, presidente ed estensore, il dottor Piercamillo Davigo, che in un caso tuttavia ancora un gradino precedente questo, perché c'era la oggettivizzazione di una condotta ex se, diciamo, illecita, ha affermato il principio, sentenza poi indirizzo che ha trovato conferma anche in una sentenza della Sesta, in cui si dice sì, ma se la conversazione, pur pertinendo oggettivamente, è illecita in sé, quindi ho fatto l'esempio estremo, ammazzate i testimoni, corrompete il giudice, portate, eccetera, è ovvio che tu in quel modo ti poni fuori dall'esercizio della funzione. Quindi c'è non più una valutazione oggettiva della funzione, ma una valutazione, come possiamo dire, soggettiva intendo del titolare dell'azione penale, starei per dire deontologica, etica della condotta dell'esercizio della funzione. Quindi innanzitutto noi invece vi chiediamo qui una prima
riaffermazione di un principio più rigoroso. È preso atto che qui non c'è nulla che consenta dal punto di vista oggettivo, e lo desumete dal capo di imputazione, dai due capi di imputazione, non c'è la materialità della condotta descritta, cioè che non è pacifico, e lo leggerete dalle intercettazioni che necessariamente devo produrvi naturalmente ai soli fini della presente istanza nella trascrizione della polizia giudiziaria, che è anche peraltro imprecisa, ma non importa, è sufficiente qui ai nostri fini. Voi lì comprenderete dalla lettura delle due intercettazioni e pacificamente dal capo di imputazione che quella materialità oggettiva, cioè non c'è una frase, non c'è la materialità della condotta verbale dell'avvocato Abukar che consenta, ma solo una interpretazione che diventerà oggetto del processo. Vediamo, la procura la interpreta così, sentiremo il difensore come la interpreta e naturalmente voi alla fine ne darete la vostra interpretazione. Quindi, diciamo, già alla luce di quella giurisprudenza io vi chiedo di dichiararla inutilizzabile per difetto, per pacifica pertinenza al mandato difensivo delle due conversazioni e per la inesistenza di alcuna evidenza oggettiva che consenta di dirci che ci si sia discostati da essa esercizio della funzione. La subordinata è la questione di costituzionalità, della interpretazione del 103, 270 e 271, che invece voi doveste ritenere, diciamo, inverata. È, come sappiamo, la questione di costituzionalità che è ben legittimo porre rispetto al diritto vivente, alla norma come interpretata. Se ritenete che si debba interpretare la norma nel senso che si deve andare ad analizzare, e in questo caso addirittura, giurisprudenza Davigo che ho citato da ultimo, addirittura oltre la giurisprudenza Davigo, quindi nell'ipotesi qui, addirittura legittimando l'interpretazione al di là del dato oggettivo, comunque noi sollecitiamo il Tribunale. È un'occasione veramente imperdibile a mettersi nelle mani del giudice delle leggi. E perché dico questo? Perché la Corte Costituzionale, sebbene, diciamo, indirettamente, ma con una chiarezza straordinaria, si è già pronunziata su questa tematica. Quando si è pronunziata sulla famosa vicenda relativa al presidente Giorgio Napolitano, la sentenza numero 1 del 2013, che poneva quale questione, e perché è rilevante immediatamente qui? Per la testualità delle argomentazioni della Corte, che ora richiamerò subito, e che rinvia, equiparando quella questione al tema del diritto di difesa. Qual era la questione che si poneva lì? Lo ricorderete, era intercettato il telefono di un imputato, che poi è un ex ministro della Repubblica, il senatore Mancino, che ha delle conversazioni con il Presidente della Repubblica. La Procura di Palermo chiede di poter utilizzare quelle conversazioni, perché le ritiene rilevanti ai fini della imputazione a carico del Mancino. Si pone la questione alla Corte Costituzionale se questo sia violativo delle guarentigie della inviolabilità delle comunicazioni del Presidente della Repubblica. E il risultato di quella straordinaria sentenza della Corte Costituzionale, come sapete, è stato quello di escludere in radice la possibilità non di valutare, di ascoltare l'intercettazione. Perché spiega bene la Corte Costituzionale i livelli, diciamo, della inutilizzabilità nel caso che ci occupa. Sono due, dice la Corte. C'è un livello, c'è una prima fascia di inutilizzabilità che derivano
dalle modalità di esecuzione, dalle modalità irregolari, non rispettose della intercettazione. Poi vi è invece e queste sono naturalmente l'intercettazione o dopo i 15 giorni, naturalmente, insomma, conoscete di cosa stiamo parlando. Poi c'è una seconda fascia, diciamo così, di intercettazioni, dice la Corte Costituzionale, mi sono naturalmente premurato di richiamare le parti decisive su questo punto, che attiene alla tutela rafforzata, la chiama così, non della funzione del Presidente della Repubblica, di alcune funzioni che godono di una tutela rafforzata, dice la Corte Costituzionale. E fra queste il Presidente della Repubblica, i ministri di culto, il difensore nei colloqui con il suo assistito. Non le potete ascoltare le conversazioni tra il difensore e il proprio assistito, non vi ci potete avvicinare, questo è il senso del combinato disposto del 103, come non ci si può avvicinare a quelle di un ministro di culto e poi stabilire se la confessione con il ministro di culto ha avuto ad oggetto un pentimento autentico della sua cosa religiosa o invece una notizia che non va fuori da nulla, perché dice la Corte Costituzionale, qui non si protegge il contenuto, si protegge la funzione, e dice di più la Corte Costituzionale, non si afferma un'impunità, perché parlando del Presidente della Repubblica, pacificamente il Presidente della Repubblica, per le condotte illecite extrafunzionali, risponde al pari di un qualunque cittadino, e quindi pacificamente per l'avvocato, e ci mancherebbe altro. Ma dice con una icastica affermazione, straordinaria, la cui pertinenza non può sfuggire a un collegio di questo valore. Dice la Corte Costituzionale, le prove sulle condotte illecite che possa aver posto in essere il Presidente della Repubblica, e io aggiungo il difensore, ve le andate a cercare a liunde, documenti, testimoni, pedinamenti, come è ovvio, legittimo che si debba fare. La Procura sospetta che in quella conversazione ci possa essere il segno dell'avvenuto accordo illecito su una... Magnifico! Da quel momento iscrivete l'avvocato nel registro degli indagati, lo pedinate dalla mattina alla sera, sentite testimoni, chiedete il sequestro del suo computer, fate quello che ritenete di fare per giungere a quel sospetto, ma non potete utilizzare la conversazione perché non potete accostarvi alle nostre conversazioni con il difensore. Qual è la parte che dice? Mi consenta di leggerlo. Allo scopo di fugare, dice la Corte Costituzionale, ogni ulteriore equivoco sul punto, va riaffermato che il Presidente, per eventuali reati commessi al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, è assoggettato alla medesima responsabilità penale che grava su tutti i cittadini. Ciò che invece non è ammissibile è l'utilizzazione di strumenti invasivi di ricerca della prova. Quali sono le intercettazioni telefoniche? Perché qui dobbiamo sciogliere un equivoco. Il solito argomento, ma come noi abbiamo. Non è che l'intercettazione telefonica è il momento finale e definitivo dell'acquisizione della prova, senza di che non si determina un'impunità. Ma questa è un'idea stranissima, che varrebbe allora per tutte le inutilizzabilità. Se noi portiamo avanti il discorso che vuole portare, che porterà e che sentiremo con la sua consueta bravura il dottor Palazzi, perché è vero che ne abbiamo discusso in udienza preliminare, ma è accaduta una cosa che non mi era mai accaduta in 35 anni. Ho fatto la questione, non ha risposto il giudice, è entrato in Camera dei Consigli, è stato un paio d'ore, poi è uscito e ha detto rinvio a giudizio. Sulla questione di inutilizzabilità non si è pronunciata, quindi non vorrei che ci fosse equivoco che ci sia stata già una pronuncia. Abbiamo parlato al vento, e vabbè, non importa, è successo e succede anche questo. Dicevo, non è che l'intercettazione telefonica è il punto conclusivo,
è il punto conclusivo, senza di che, varrebbe per tutte, ecco, dicevo questo, varrebbe per tutte le inutilizzabilità. Perché allora se noi abbiamo un'intercettazione al 16° giorno, si dice ma come? Qui abbiamo la confessione di chi ha messo la bomba alla Banca dell'Agricoltura e ci vogliamo perdere per i 16 giorni. Cioè l'inutilizzabilità è una inutilizzabilità. Ciò che invece non è ammissibile, l'utilizzazione di strumenti invasivi che finirebbero per coinvolgere, scrive la Corte, in modo inevitabile e indistinto, non solo le private conversazioni del Presidente, ma tutte le comunicazioni, comprese quelle necessarie per lo svolgimento delle sue essenziali funzioni istituzionali, eccetera, per le quali, giova ripeterlo, guardate come è pertinente, si determina un intreccio continuo tra aspetti personali e funzionali non preventivabile e quindi non calcolabile ex ante da parte delle autorità che compiono le indagini. Sta dicendo la Corte Costituzionale. Se passa il principio che volete ascoltare prima le intercettazioni del Presidente e poi stabiliamo se sono o non sono, se è addirazzato, vuol dire che lo potete ascoltare. Punto. Significa questo, non significa un'altra cosa. In tali frangenti, ecco perché non sembri un'affermazione polemica del difensore, è un principio stabilito dalla Corte Costituzionale. In tali frangenti la ricerca della prova riguardo ad eventuali reati extrafunzionali deve avvenire con mezzi diversi, documenti, testimonianze ed altro, tali da non arrecare una lesione alla sfera di comunicazione costituzionalmente protetta del Presidente. E dopo aver sviluppato questo argomento chiarissimo, utilizzate altri mezzi, non le intercettazioni telefoniche, altro che l'interpretazione ex se, l'illiceità, o addirittura ha inteso dire forse ha soppresso un documento. E qual è il principio di diritto? Che esplicitamente, come le dicevo Presidente, viene esteso dalla Corte Costituzionale al difensore, quindi al tema di cui ci stiamo occupando. Ma ci sono due tipi di inutilizzabilità: inosservanza di regole procedurali è una, ma l'inutilizzabilità può connettersi, scrive la Corte, anche a ragioni di ordine sostanziale, espressive di un'esigenza di tutela rafforzata di determinati colloqui in funzione di salvaguardia di valori e diritti di rilievo costituzionale che si affiancano al generale interesse alla segretezza delle comunicazioni, aperta parentesi, quali la libertà di religione, il diritto di difesa, la tutela della riservatezza su dati sensibili. E questo è il caso previsto dal comma 2 dell'articolo 200, eccetera, eccetera, l'elenco dei soggetti, eccetera, ministri di confessioni religiose, avvocati, investigazioni private, medici ed altro. Vi faccio aggiungere che se noi diamo la stura alla legittimità di un ascolto e di una valutazione interpretativa di questo tipo di conversazioni, che sono le conversazioni che abbiamo quotidianamente con i nostri assistiti, noi apriamo un baratro. Noi siamo tutti suscettibili. Quando il cliente viene da me e mi dice li porto io i testimoni, c'ho io i testimoni. Che dicono questi testimoni? No, ma quello viene e dice, sì, non è che poi mi viene fuori un altro e mi dice. Se noi diciamo una frase del genere, se voi ascoltate una frase del genere, voi potete pensare che io stia istigando il mio assistito a subornare il teste, quando io sto esprimendo la preoccupazione, come fa l'avvocato Abucari in questa questione, una preoccupazione che, avendogli dato dei documenti che sono di produzione, che nascono alla fonte dal proprio assistito, e avendo notato che manca un rigo, come lo dobbiamo dire, insomma, adesso con tutto il rispetto, per l'amor di Dio, e sono le preoccupazioni che abbiamo quotidiane. Se ci mettiamo a interpretare le nostre cose sincopate, che poi per garbo diciamo, ma veda un po' lei, non so, veda lei, perché il test, se ci viene a dire questo, il test, ci pensi bene, perché se il test mi viene a dire questo, e io sto istigando a subornare il test, stiamo attenti, ma questa è la conseguenza matematica. Avendo aperto la stura, prima ascolto, poi valuto, e non ci fermiamo più. Quindi voi avete un'occasione
imperdibile di sollevare la questione subordinatamente, ritenendo non eseguibile la richiesta di declaratoria di inutilizzabilità anche alla luce del quadro giurisprudenziale che abbiamo ricordato, di una volta per tutte far pronunciare la Corte Costituzionale, mi faccia dire, far pronunciare una Corte che si è già pronunciata, secondo il mio modesto avviso, e quindi sarebbe quasi, no, non certo un dovere da parte vostra, ma un'occasione di comprendere se quei principi che abbiamo visto affermati per una funzione pacificamente equiparata alla nostra sotto il profilo della inviolabilità delle comunicazioni, che valga e dove arrivi. Potremmo avere una Corte Costituzionale che dica che invece c'è poi una graduazione e noi ne prenderemo tutti atto, ma non possiamo andare avanti in questo modo perché ovviamente l'ascolto dei difensori sta diventando un metodo. L'ascolto indiretto dei difensori è così, sta diventando un metodo e mi fermo qui. Seconda questione, che è in verità ancor meno difficilmente superabile. Questa è, dunque, intanto dobbiamo dire che queste intercettazioni sono state effettuate, non solo in un procedimento diverso da questo nostro, ovviamente, ma anche in un procedimento diverso da quello nel quale l'avvocato Ali Abukar assisteva il dottor Franco, diciamo, oggetto della richiesta o dell'intenzione di richiedere e poi di richiedere il rito abbreviato. Quindi parliamo, e a questo fine io le produco, ma la circostanza è pacifica e il pubblico ministero ne dà atto, le intercettazioni sono rese nel procedimento RGNR 47412 del 2015, che non è di cui questo è stralcio, sì, di cui questo è stralcio, quello nel quale sono state, diciamo, nel quale l'avvocato Abukar è stato ascoltato, era ancora un terzo procedimento che riguardava un peculato d'uso. Peculato d'uso. Vabbè, un peculato, ma comunque va bene, un peculato. No, perché dico, in entrambi i procedimenti le intercettazioni non potevano essere consentite. Certamente non in questo, non in un'imputazione di falso e non in un'imputazione. Io ricordo che fosse un peculato d'uso. È stato condannato a 4 anni in presa, peculato d'uso non poteva. Va bene, questo va bene, ma comunque questo certamente non è in questo. Noi stiamo parlando di utilizzabilità in questo procedimento di intercettazioni che sono pacificamente di altro procedimento, perché sono il numero, ve l'ho letto, altro procedimento. Non solo il capo di imputazione, che qui ci riguarda, non consente le intercettazioni telefoniche. Quindi la possibilità di utilizzare intercettazioni telefoniche in un processo penale con una imputazione che non consente di disporle, come loro sanno, è possibile ad una sola condizione: che l'intercettazione costituisca corpo di reato. Ora, questa ipotesi è totalmente da escludere nel caso di specie e ci aiuta straordinariamente una sentenza delle sezioni unite. Perché dico straordinariamente? Sia perché definisce in modo conclusivo la tematica, sia perché la fattispecie considerata dalle sezioni unite era una fattispecie di istigazione, di condotta istigativa, e vedremo qual è la rilevanza della questione. Scusa. Ora, sentenza delle sezioni unite numero
32697 del 23 luglio 2014. Pacifico essendo il principio che si può ovviare a quella inutilizzabilità solo se le intercettazioni siano corpo di reato, afferma: deve essere precisato che la comunicazione o conversazione oggetto di registrazione costituisce corpo di reato unitamente al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa. Mentre deve essere escluso che sia tale una comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa, quindi la condotta istigativa, ma poi lo dirà ancora più precisamente, o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo. Dunque, se io sto in una conversazione, non mi ripeto, in un'ipotesi di reato per cui non è concedibile e non è eseguibile l'intercettazione, sto parlando di intercettazione di altro procedimento penale, se io in quella conversazione sto descrivendo una condotta illecita, non siamo nella ipotesi che essa costituisca un corpo di reato. Non lo siamo nemmeno se io sto compiendo un frammento della condotta illecita, cioè la condotta illecita si completerà al di fuori e dopo e anche conseguentemente al contenuto di quella conversazione. È il caso tipico della istigazione, salvo che la istigazione non integri ex sé la fattispecie, quindi un reato di istigazione del militare a disubbidire alle leggi. Se lo faccio per telefono, quella telefonata in cui dico disobbedisci agli ordini del generale è corpo di reato perché si conclude in sé, non presuppone altro perché è una condotta. Qui noi abbiamo un'istigazione intesa come concorso in un reato che pacificamente si deve andare a compiere. Cioè, secondo l'imputazione, l'avvocato Abucar con quelle frasi smozzicate sta facendo capire al suo assistito che deve far sparire di mezzo l'originale, che non sappiamo quale sia, documento di non sappiamo cosa e non sappiamo che cosa dicesse quel documento, lo dobbiamo far sparire, quindi la condotta è successiva, deve ancora essere compiuta, è una mera istigazione. Siamo fuori sicuramente rispetto all'imputazione di cui al capo F, perché da tutta questa gioco di deduzioni si è dedotto quindi che prima, infatti la data della commissione del reato di cui alla lettera F è del 26 febbraio, quindi 3 giorni prima della telefonata, perché si dà per scontato, sempre in via interpretativa della conversazione, che già si erano messi d'accordo per fare il falso documento che sto per produrre con la richiesta di rito abbreviato, e questo è accaduto 3 giorni prima. Quindi rispetto al capo F è una condotta di mera descrizione, veramente lui non descrive nulla, ma ripeto, si desume che rispetto al capo E che si tratti di una istigazione e quindi di un frammento della condotta, della necessità che poi la condotta debba essere ancora commessa, lo dice il capo di imputazione. Perché dicevo, e concludo, che la pronuncia delle sezioni unite definitiva veramente sulla qualificabilità o meno come corpo di reato di una conversazione telefonica, perché aveva ad oggetto proprio una istigazione, e quindi dice: tornando all'esame del ricorso, risulta evidente che il contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione utilizzate dai giudici di merito abbiano carattere meramente descrittivo della condotta criminosa, secondo la ipotesi accusatoria ascritta al tizio, o documentino le conversazioni l'attività istigativa attribuita al F, che di per sé
l'attività istigativa, non esaurisce le fattispecie criminose ascritte agli imputati. Dunque, non è corpo di reato, si tratta di intercettazione resa in altro procedimento penale, si procede e si intende utilizzarle per un reato che non prevede la concedibilità delle intercettazioni telefoniche, e quindi anche sotto questo profilo io concludo per la inutilizzabilità, ma voglio veramente conclusivamente permettermi di chiedere al Collegio di valutare veramente la grande opportunità che vi è qui di far pronunciare il giudice delle leggi su un tema che è di grandissimo rilievo, di crescente criticità nei processi e nelle indagini, e che sta mettendo in serissimo pericolo la integrità, la libertà dell'esercizio della funzione difensiva, che non è un nostro privilegio, ma è una garanzia per tutti noi, per tutti voi, anche giudici del Tribunale che ci ascoltate. Grazie per l'attenzione. Avvocato Cappozzoli, che ha interesse a porre la stessa questione perché è coimputato. Allora, il difensore Di Franco si associa e si rimette. Quindi, no, dato che c'era stata un'interlocuzione, anche il procedimento per cui si procedeva era di peculato d'uso a carico di Franco. Vabbè, adesso dirai il pubblico ministero. Sì. Qui ho dovuto aggiungere, Presidente, non avevo pensato che fosse utile, ma tanto il PM me ne darà atto. Qui avete anche la nota di PG dalla quale si capisce che le intercettazioni che allego pertengono al procedimento numero 4712 del 2013. È una breve memoria che vi do copia. Sì, no, sarà... Interessa visionarla il pubblico ministero? Ha interesse... Sì, no, io in realtà ho altra produzione documentale, diciamo, per rispondere alla produzione documentale. Non le interessa visionare questa? La conosco, cioè conosco... Vabbè. Diciamo, una produzione documentale, magari espongo prima e poi, diciamo, mi riservo perché alcune cose le devo fotocopiare, diciamo, d'emblée. Allora, non ho cronometrato il tempo dell'avvocato Cagliazza perché il mio intento è quello di parlare sempre un minuto in più, diciamo così, ma ecco, allora va benissimo. No, scherzo, era una battuta. Allora, abbiamo diverse questioni da affrontare, proveremo a fare un po' di ordine, cercherò, come dire, di non scivolare nel merito, anche se alcune precisazioni sono, come dire, necessarie ovviamente per la corretta ricostruzione anche delle dinamiche processuali, dell'iter processuale e del come si è arrivati, diciamo così, ad alcune determinazioni di esercizio dell'azione penale e prima ancora, diciamo così, di diversificazione dell'esercizio attraverso rivoli diversi. L'ottimo avvocato Aiazza sottolinea come questo sia un caso estremo, diciamo così, ha utilizzato il termine estremo, bontà sua mettendomi, come dire, all'interno del confine, diciamo, nella logica, come dire, ermeneutica che è propria anche delle sentenze, delle numerose sentenze della Suprema Corte sul superare i limiti del mandato defensionale, mi pone, diciamo così, all'interno, diciamo, di questa linea di laicità, seppure in territorio di confine. Ecco, a me le terre di confine piacciono, a me non piacciono le terre di mezzo, è una facile battuta. In realtà la questione è una questione di estremo interesse, è una questione che ha visto e vede spesso l'avvocatura, non me ne voglia l'avvocato Cagliazza che esprime, come dire, con la presidenza un ruolo sicuramente
sovraindividuale di grande prestigio, ha visto l'avvocatura e vede l'avvocatura, diciamo, ad onta della formazione laica dell'avvocato Cagliazza, in una posizione assolutamente massimalista sull'articolo 103. Ma poi ci tornerò, è una posizione legittima, voglio dire, come estrema, oserei dire, secondo me erronea per i motivi che dirò, il che non toglie nulla al grande rispetto che si deve nei confronti dell'avvocatura, peraltro toga di cui mi onoro di aver indossato anche, diciamo, con i diversi cordoni. Il problema del 103 lo affronteremo peraltro, diciamo, in seconda battuta, perché parto più semplicemente dalle ultime annotazioni da parte della difesa di Ali Abukar Ayo, e cioè il discorso del limite di utilizzabilità in relazione al contenuto dell'articolo 270 del codice di rito. Ecco, a me, diciamo, nel caso di specie, absit in ura verbis, vi è una, diciamo così, nella proposizione di questa eccezione, una sorta di aberrazio procedimentale. Mi spiego al di là di metafore. Perché stiamo, e dirò perché, fuori dall'ambito di applicazione del 270, che effettivamente, diciamo così, porta a una utilità. Il 270 non lo diciamo, è inutile ripercorrere i pregi e i difetti, perché in realtà ha molti difetti anche di coordinamento interno col sistema processuale, ma su questo, diciamo, come dire, ci sono illustri processual penalisti che lo hanno riferito dall'88 in poi. È vero che quei limiti, quei paletti che mette il 270, che è una norma in cui dice io qui ho acquisito questa conversazione, si tratta adesso di portarla in un altro contenitore e di utilizzarla in quel contenitore. Si può fare solo a certe condizioni, e le sappiamo. Possiamo superare i limiti solo ed esclusivamente, e questo è vero, allorquando essa costituisca, diciamo, conversazione di per sé costituisca corpo di reato. A quel punto si superano i limiti. Cioè, non entro nel dettaglio della sentenza delle sezioni unite, diciamo, che mi convince fino a un certo punto. Potrei dire, diciamo, tanto noi non abbiamo il principio dello stare decisis, ma non è questo il discorso, perché in realtà quel dictum riguarda una fattispecie che non è processualmente la fattispecie che siamo chiamati, il giudice è chiamato, il tribunale è chiamato a verificare. Perché? E qui devo fare, come dire, una spiegazione storica processuale per dire perché stiamo per sostenere la tesi che stiamo al di fuori del 270. Allora, che cosa succede? Allora, diciamo, ahimè, è da un po' di tempo che mi occupo di Ostia. Non sto facendo, come dire, una discovery personalistica, ma mi occupo da un po' di tempo di Ostia, e nell'ambito di un procedimento, non a caso qui abbiamo l'imputato Carfagna, che contestualmente, che ho visto ieri e vedrò domani, che contestualmente è imputato per 416 bis, associazione di stampo mafioso. No, lei deve stare silente, lei non deve parlare. Perché è, diciamo, imputato di associazione di stampo mafioso dell'ormai noto clan Spada, diciamo, criminalità organizzata autoctona lidense. Perché dico questo? Perché tutto nasce da un unico procedimento.
cioè il procedimento genetico è il procedimento che poi ha avuto, come dire, vari esiti processuali. Cioè io, stiamo indagando sull'associazione di stampo mafioso che chiamasi, clan o comunque afferente alla famiglia Spada. Emerge la figura di Carfagna come persona, un imprenditore nel settore delle slot machine e quant'altro, che coltiva rapporti di vario genere, ma questo è un altro processo, non interessa a questo tribunale. Nell'ambito di queste intercettazioni, quindi ovviamente Carfagna diventa soggetto indagato e di interesse investigativo, vengono messe sotto controllo le sue utenze telefoniche, oltre ad ulteriori attività di intercettazione ambientale. Nell'ambito quindi di questo procedimento emergono le relazioni e i rapporti tra Carfagna e Franco. Relazioni e rapporti che Franco era l'allora dirigente preposto al commissariato. Il commissariato di Ostia è equipollente a una media questura per dimensione, importanza e quant'altro, e questi rapporti, si manifestano come rapporti che poi fanno emergere delle relazioni di carattere illecito, e non a caso qui siamo a processo per corruzione ed altre amenità. Quindi nell'ambito di un procedimento, di un unico procedimento che poi, per ventura assumerà, un numero diverso, perché su questo è pacifico, l'operazione di stralcio, la gemmazione da un genitore iniziale comune, quella gemmazione, l'attribuzione di un numero diverso non dà luogo a un procedimento diverso ai sensi del 270, cioè è semplicemente la separazione di alcune posizioni e fatti rispetto ad altri, ma il procedimento è un unico procedimento. Su questo non cito la giurisprudenza perché la conoscete meglio di me. Ma è importante, ripeto, la ricostruzione storica. Qui che cosa succede? Succede che nell'ambito di questo procedimento, che è un procedimento a tutto tondo, è un procedimento che non a caso, è della direzione distrettale antimafia, perché contiene, all'interno anche, riguarda reati di competenza della direzione distrettuale antimafia. Nell'ambito di questo procedimento, ripeto, effettuate le intercettazioni di Carfagna, emerso il rapporto improprio tra Carfagna e Franco, nascono le intercettazioni anche nei confronti di Franco. Quindi tutto si sviluppa, secondo una progressione procedimentale nota a tutti e del tutto normale. Quindi i RIT che trovate sono i RIT di un procedimento che poi posso fare copia e produzione del provvedimento, o quantomeno è sufficiente anche solo il frontespizio. Cioè il procedimento nasce da una nota della Questura di Roma che nell'ambito del procedimento 47412/15, cioè il procedimento genetico, quello che sostanzialmente poi porterà all'esercizio dell'azione penale nei confronti del clan Spada, per intenderci, Questa nota nell'ambito è una nota che dice: fa seguito alle precedenti note relative al procedimento, perché ovviamente era un'attività di intercettazione che andava avanti e andrà avanti ancora per molto tempo,
e in questa nota dice: guarda, si comunica che intercettando Carfagna stanno emergendo dei rapporti illeciti con Franco, anche con una certa delicatezza e attenzione, perché in quel momento storico il massimo rappresentante della Polizia di Stato ad Ostia, dove stavamo facendo l'indagine sugli Spada, era, nell'ipotesi, poi nell'esercizio di azione penale, era corrotto da un soggetto che a sua volta è intraneo, seppure con una funzione particolare, al clan Spada. Cioè una situazione, un pochino d'allarme, oltre che di gravissima rilevanza. Allora questo pubblico ministero che cosa fa? Fa un provvedimento sostanzialmente di stralcio, cioè dice: sulla base questa intercettazione, questa parte, di questa parte, cioè dei rapporti Franco-Carfagna, ce ne occupiamo in un procedimento altro rispetto al procedimento che stiamo facendo per 416 bis, anche perché per ovvi motivi gli esiti processuali sarebbero stati diversi, i tempi sarebbero stati diversi, e insomma è inutile spiegare del perché era opportuno procedere parallelamente, ma non in un unico contenitore. Questo è il primo step, ma la narrazione dei fatti si aggiunge alla narrazione dei fatti della costituzione di questo procedimento, di questo numero, quello che voi ritrovate a margine della richiesta di rinvio a giudizio. Che cosa succede? Che nell'ambito di questo procedimento con questo numero 2015, con questo numero 53277 2015, ovviamente prosegue l'attività di intercettazione telefonica nei confronti di Franco. Franco in questa indagine ovviamente era già raggiunto dagli indizi più che sufficienti, anche gravi, a prescindere dal discorso della evoluzione della normativa sulle intercettazioni, per un reato di corruzione, per reati di falso e quant'altro, quello che poi è stato oggetto dell'esercitazione penale, pacificamente, reati che consentono ovviamente le intercettazioni telefoniche. Ma qual è il problema? Il problema è che nello stesso lasso, anzi un po' più avanti nel tempo, per una scelta che può essere, se volete, anzi non è mistero a nessuno, era inimmaginabile pensare di continuare a tenere, c'era un problema serio, istituzionale, di permanenza di Franco in quella sede, che era proprio la sede delle indagini di questo tenore e di questa complessità. Comunque, per diversi motivi che non sono nemmeno interessanti in questa sede, comunque per la polizia giudiziaria, su questioni che non ineriscono le relazioni con Carfagna, le relazioni, la disattenzione, di Franco nei confronti del clan Spada. No, per questioni completamente diverse, che sono correlate in realtà solo per l'utilizzo, dell'abitazione, poi vedremo, quindi legate a un utilizzo dell'immobile graziosamente concesso dal Carfagna. Comunque, fatto sta, la polizia giudiziaria decide, d'intesa ovviamente con l'ufficio di procura, di effettuare una serie di pedinamenti più o meno senza soluzione di continuità
nei confronti di Franco, per capire, diciamo, Franco che fa durante la settimana, diciamo, a prescindere di quello che sono poi, di che saranno le emergenze documentali in ufficio. Decide, quindi fa questo servizio di, diciamo, indagine classica di osservazione e pedinamento, diciamo così, senza alcuna intercettazione telefonica. È una indagine di polizia giudiziaria classica, ok? Un'indagine di polizia giudiziaria classica che è composta dall'osservazione e pedinamento, è composta poi dall'acquisizione di documentazione che servirà al confronto, in primis i tabulati per capire gli spostamenti, piuttosto che i documenti presso il commissariato che attestano la presenza o meno nell'ufficio o l'autodichiarazione del dirigente di essere presente in ufficio per ragioni di servizio. Insomma, questo tipo di attività tradizionale, senza alcuna captazione, origina un procedimento autonomo e indipendente. Procedimento autonomo e indipendente nel quale procedimento non confluiscono intercettazioni alcune, cioè non vengono svolte. Poi vedremo, diciamo, il discorso delle indagini difensive, perché poi quello è molto interessante. Discutiamo nel merito. No, non discutiamo nel merito, mi serve solo per la ricostruzione processuale, perché la ricostruzione è complessa. È complessa. Qui, allora, finisco nella descrizione, diciamo, degli eventi processuali. In questo procedimento, che sostanzialmente afferisce all'indebito utilizzo diciamo, dell'auto di servizio che veniva utilizzata come dire, per accompagnare la persona che frequentava sentimentalmente, non voglio utilizzare termini che poi sono sempre un po' brutti, piuttosto che per i falsi nell'aver attestato che come dire, ci si muoveva e si era presente in alcuni luoghi per ragioni di servizio, mentre in realtà le ragioni erano tutte personali. Ecco, questo, diciamo, asciugo estremamente la sintesi di questo procedimento. Per queste cose l'ufficio di procura, che essendo Ostia sono sempre io, diciamo così, invita, anche questi passaggi sono importanti, invita l'allora indagato a rendere interrogatorio, annunciando che ad avviso dell'ufficio vi erano raggiunti elementi di prova, diciamo, considerevoli, talché avrebbe provveduto, diciamo così, a esercitare l'azione penale per il tramite di una richiesta per il tramite del rito immediato. Cioè l'avviso, la convocazione per rendere interrogatorio che ha espresso avvertimento che si intende procedere al rito immediato sull'evidenza della prova. Questo avviene, diciamo così, me lo ricordo benissimo, perché questa vicenda per me è particolarmente, come dire, anche emotivamente difficile, proprio perché per l'alto, diciamo, rispetto che ho per la professione forense. Faccio la convocazione, diciamo, ante Natale, era periodo natalizio, credo forse la convocazione di averla fatta tra Natale e Capodanno, visto che lavoravo tra Natale e Capodanno, nella logica che era un periodo tranquillo, mi si richiede, diciamo, dalla difesa un differimento dell'interrogatorio che viene ovviamente concesso a post Epifania. Al nuovo appuntamento né il difensore né l'imputato si presenta, non manda nemmeno, come dire, un ragazzo di studio, come sarebbe, diciamo, un minimo di sindacale. E comunque fatto sta che si creano le condizioni per l'esercizio dell'azione penale attraverso
viene redatto un verbale negativo, diciamo, di mancata presenza e si dispone così. Questa precisazione è una precisazione indispensabile per capire, diciamo, visto che è stato richiamato anche dalla difesa, per capire che cosa è successo processualmente e il perché di alcune contestazioni. Ripeto, senza entrare nella fondatezza, ma nella logica della ricostruzione sistematica dei fatti. Viene fatto richiesta di giudizio immediato, in quel momento, diciamo, non cessa alcuna interlocuzione con il sottoscritto, diciamo così, anche di deposito e quant'altro. Succede questo, succede che viene fatta di lì a poco collazionata, diciamo così, un'attività di indagine difensiva che è composta da una serie di informazioni rese da alcuni colleghi, diciamo, di Franco e non solo, una acquisizione di documentazione, viene depositato una memoria che collaziona questa attività difensiva, viene depositata, credo sia il giorno dopo il deposito, di cui ovviamente formalmente questo ufficio non ne aveva conoscenza, in realtà aveva conoscenza in fieri della sua formazione, perché Franco ne parlava continuamente al telefono e diciamo così, e ne parlava nell'ambito del procedimento che stava nel quale ci stavano le intercettazioni. In questo procedimento intercettazioni non c'erano. Come dire, effettuato il deposito delle indagini difensive, viene richiesto immediatamente un abbreviato allo stato degli atti, un tipo carta e sto, insomma, in qualche modo. Poi lì in quella sede si è aperto il discorso del diritto alla prova contraria del pubblico ministero, perché la Costituzione vale pure per il pubblico ministero, ma non solo a difetto, diciamo così. Ecco, vabbè, ma questo è un altro discorso. Quel procedimento si chiude con una sentenza in rito abbreviato a 4 anni di reclusione in primo grado, credo penda l'appello, non so se si è già celebrato. Sentenza che poi io intendo produrre, ma proprio per la ricostruzione, a dimostrazione che sono fatti diversi, ma là non c'è un'intercettazione una, cioè in quel procedimento non sono state fatte nessuna intercettazione. Perché è importante questo? Perché se torniamo al procedimento principale, diciamo così, che cosa succede? Succede che in questo procedimento principale, con i telefoni aperti per ipotesi di reati ovviamente che consentono la intercettazione, con i telefoni aperti si acquisisce la prova della commissione di altri reati, diciamo, di altri reati per i quali, come dire, non vi era stata mai alcuna iscrizione, diciamo, di fatto o di diritto, cioè nemmeno nessuna omessa iscrizione, per intenderci, non è una furbizia, nel senso l'ho iscritto qua e non là perché sono, come dire, sono diciamo, malizioso nelle iscrizioni. Semplicemente era un reato che ancora non era emerso. Emerge nell'ambito della captazione dei rapporti tra Franco e Carfagna. Emerge quindi che Franco, come dire, pone in essere una serie di, diciamo così, maliziose attività tese a, in qualche modo, risolvergli quel problema. Cioè Franco non aveva contezza, grazie a Dio, della pendenza di un procedimento avente ad oggetto le sue relazioni con Carfagna, per intenderci, ma sapeva benissimo quello che era stato fatto in quel procedimento e quindi cerca di salvarsi. Questa è un'ipotesi, diciamo così, ma è un'ipotesi che in qualche modo avrà il vaglio e deve avere il vaglio di questo Tribunale, cerca di salvarsi da quelle imputazioni con metodi, diciamo così, non commendevoli ad avviso di questo ufficio. Quindi nell'ambito di questa captazione emerge, come dire, un'attività, diciamo così. È ovvio che
nelle intercettazioni, cioè nell'utilizzo anche spasmodico, diciamo in un certo periodo di tempo, del telefono da parte di Franco, vi siano interlocuzioni con il difensore. E fino a qua, diciamo così, le interlocuzioni come da costume costante, diciamo così, queste intercettazioni vengono messe da una parte e non utilizzate di sorta, ma emergono in un contesto complessivo di elementi acquisiti probatoriamente in quei giorni, emergono queste due intercettazioni in cui, poi dirò perché, il difensore, per motivi diciamo abbastanza comprensibili, non giustificati, ma che sono come dire, intellegibili, in qualche modo rafforza e determina o codetermina il coimputato Franco a sostituire una relazione di servizio con una relazione di servizio che evidentemente era stata già a bella posta predisposta, compatibile con le giustificazioni che poi, diciamo, lo stesso esprimerà nella memoria che peraltro vi è stata oggi presentata. Ora, io non voglio entrare nel merito, diciamo, di questa vicenda, perché ne entreremo a tempo debito. Tutta questa lunga introduzione mi serve per dire che quando ho detto all'inizio che si tratta di un aberratio processuale, adesso do significato a questa, come dire, sorta di provocazione linguistica, perché stiamo fuori dall'applicazione del 270. L'applicazione del 270 era se emerse le intercettazioni in questo procedimento, cioè questo che stiamo celebrando oggi, io volevo farle transitare nel procedimento quello per peculato d'uso e quant'altro. Questo sarebbe stato un 270. Ora, non la circostanza che sia stato indicato un 61 numero 2 non è che la presenza del 61 numero 2, perché ovviamente nell'ipotesi accusatoria questa mistificazione della realtà attraverso la sostituzione di un documento con un altro ovviamente viene fatta per diciamo, occultare la propria responsabilità in un procedimento altro che si è concluso con una sentenza. Ma diciamo la correlazione, perché tra i fatti non significa che vi sia l'applicazione di un 270 all'incontrario. Questo è un 270 all'incontrario, perché io faccio le intercettazioni in questo procedimento. In questo procedimento faccio intercettazioni nel quale emerge un falso per soppressione. C'è, non c'è, la prova è sufficiente, non è sufficiente, un altro discorso. Diciamo così, nella prospettazione accusatoria, che mi piace, questa espressione mi piace tanto, nella prospettazione accusatoria emerge un falso per soppressione. Io che faccio? Iscrivo in questo procedimento un falso per soppressione e in questo procedimento esercito l'azione penale per corruzione, per altro, eccetera, eccetera, e per falso per soppressione, iscrivendo ovviamente il correo che ho individuato attraverso l'attività captativa. Quindi, ripeto, peraltro il 4,90, cioè il reato è un reato anche che consente l'intercettazione, perché richiama il 476, quindi voglio dire, la relazione di servizio che è stata, ma lo dico per soprammercato, perché diciamo non c'è la necessità di un autonomo reato che diciamo superi i limiti dei 5 anni, insomma il 490 mi sembra sia il falso per soppressione. Comunque, ripeto, risolvendo la prima delle questioni, anche se diciamo così è stata esposta nella seconda parte
dell'intervento dell'avvocato Caiazza, stiamo fuori dall'applicazione del 270. Perché, ripeto, la genesi diretta, cioè la gemmazione del provvedimento con procedimenti che acquisiscono numeri separati perché afferiscono a parte di un tutto iniziale, questa gemmazione, diciamo così, non comporta nessuna applicazione del principio del 270 nel rapporto tra il fascicolo padre o madre, che dir si voglia, e il fascicolo figlio, che poi proseguirà nella sua attività, quindi con un principio di utilizzabilità piena delle intercettazioni del fascicolo padre e con l'attività di intercettazione che prosegue, diciamo così, nell'ambito del fascicolo figlio. Quindi anche tutta la questione del superamento dei limiti del 270 con l'interpretazione restrittiva che ne fa la Cassazione dell'intercettazione, come dire, della conversazione come corpo di reato, è un qualcosa di interesse scientifico ma che non si applica al caso di specie. E quindi qui ho affrontato brevemente la prima parte del discorso. La seconda è un po' più complessa e più lunga. Sembra io devo superare i 3/4 d'ora, no? Allora, devo dire che un'altra cosa interessante, ce ne sono tante cose interessanti, diciamo così, che possono portare, è questa enfasi che la difesa ha posto sull'assenza di oggettività. Guardate che questo è un argomento, diciamo così, che per la abilità e intelligenza dialettica di controparte è stato utilizzato, come dire, non a sproposito rispetto alla ricostruzione, diciamo, dialettica che è inteso affrontare. Sarebbe, diciamo così, non mi voglio avventurare in difficili, complessi sentieri epistemologici sulla conoscenza, però direi che nemmeno diciamo così, in opzioni come dire, di estremo positivismo o di antiche culture si può asserire che l'oggettività, l'acquisizione dell'oggettività possa esservi senza interpretazione. Financo, diciamo così, la fisica, la meccanica quantistica, diciamo così, non prescinde dal rapporto tra l'osservatore e l'osservato. Quindi, diciamo così, questo gioco di dire che si può evidenziare uno sconfinamento rispetto al mandato defensionale ove in una interpretazione peraltro censurata, ove ci sia un'oggettiva evidenza di travalicamento, l'oggettiva evidenza non può passare che attraverso l'interpretazione. L'interpretazione può essere fallace o non fallace, ma non esiste, diciamo così, se non ritorniamo ai principi, come dire, antecedenti ai presocratici, cioè siamo ante Democrito, possiamo affermare. Materialità, materialità, allora, diciamo, quindi, vogliamo dire oggettività, diciamo materialità della condotta. Fatta questa doverosa premessa, dobbiamo spendere qualche parola su questa, diciamo così, interpretazione che più volte è stata effettuata anche in sedi pubbliche, diciamo, ci siamo avversati anche in luoghi diversi rispetto alle aule di giustizia, cioè non è che ci siamo diciamo, confrontati a duello, ma voglio dire ci sono stati momenti di dibattito pubblico
su, diciamo, l'interpretazione, ripeto, massimalista che offre, diciamo, buona parte dell'avvocatura sulle prerogative dell'articolo 103 della Costituzione, e quindi un'indicazione che è propria, diciamo, di, credo, gran parte della categoria, non so se tutta, ma comunque sicuramente una parte ben rappresentata, che sostiene sostanzialmente che in realtà, diciamo così, è già violazione il solo ascolto, cioè nel senso che invoca diciamo, uno switch off, diciamo, dell'apparato non appena, come dire, si intuisce esservi il difensore dall'altra parte. Interessante questa, diciamo così, ma impropria, questa evocazione della Corte Costituzionale. Poi dirò perché ovviamente non ci sono i casi per sollevare la questione, diciamo, stante peraltro l'infondatezza della richiesta principale. Interessante questa evocazione delle guarentigie del Presidente della Repubblica. Sarebbe quasi una provocazione dire che, diciamo, invocherebbe 237.000, quanti sono? 237.000 Presidenti della Repubblica, nel senso che un'interpretazione che, come dire, di questo genere, legittima, avrebbe questa conseguenza, ma questa me la passate come una sorta di battuta. Ci sono argomenti, è una battuta, ci sono argomenti più seri. Ritorniamo, non siete manco pochi, ecco, diciamo, questo è un altro problema. Poco ma sicuro. Allora, ritorniamo sul discorso del 103. Allora, il 103, ripeto, non è una licenza di uccidere, diciamo così, scusate, anche questa è una provocazione alla 007. Cioè, ovviamente, diciamo così, e su questo non piaccia all'avvocato Iaiazza e forse anche ad altri, ma la giurisprudenza, direi consolidatissima, diciamo così, radica la tutela, la radica ai limiti del mandato difensivo. Tra l'altro, diciamo così, questa impostazione supera, diciamo così, come improponibile ex se una interpretazione che è quella offerta dalla difesa in questa e in altre sedi, che sarebbe, come dire, non consentito financo l'ascolto, perché, diciamo così, se non lo ascolto non c'è nemmeno, come dire, un giudizio, un possibile giudizio, giusto o sbagliato che sia, perché i tribunali stanno qui per dire se è giusto o sbagliato quel giudizio e dare un giudizio umano, diciamo così, che ha una sua valenza nei sistemi democratici. Ma al di là di questo, ripeto, diciamo così, una verifica della pertinenza è una verifica, diciamo, necessaria. Attenzione, ho usato il termine pertinente perché il termine pertinente è stato utilizzato nell'esporre l'eccezione, perché il tema di pertinenza è un tema che, diciamo così, è un giudizio diverso rispetto dallo sconfinamento rispetto ai limiti del mandato. Perché l'esempio che è stato fatto, l'esempio classico, ma diciamo lo banalizzo anche per semplicità, il difensore, absit in ura verbis in questo caso, il difensore che a telefono con il suo cliente suggerisca o conforti o supporti, diciamo, l'iniziativa del cliente di sopprimere fisicamente il test e così risolve il problema, ovviamente questo è un fatto storico diverso che è pertinente rispetto, diciamo così, ai problemi diciamo, processuali del
dell'assistito, ma è pacificamente supera, come dire, ogni confine possibile del diritto-dovere del difensore. Quindi c'è una correlazione rispetto all'attività di difesa, ma si è andati oltre. Se invece il difensore al suo assistito dice: senti, visto che ci troviamo, per cortesia mi fai fuori pure mia moglie che non la sopporto più, questa non è pertinente rispetto alla difesa, non c'ha nessuna relazione, perché l'assistito è assistito per altri fatti e per ventura è un privato cittadino che, trovandosi a che fare con, magari con un killer di competenza, decide di utilizzarlo anche per altre esigenze. E quindi abbiamo, siamo anche al di fuori della pertinenza rispetto della correlazione con l'attività difensionale. Detto questo, però, ripeto, era terrorismo quando dicevo che avrei parlato di più per questo, ma giusto per agitare un po' gli astanti, che non ne possono più. Detto questo, si ribadisce la possibilità, la legittimità, la conferenza con il sistema processuale alla luce della corretta interpretazione dell'articolo 103, che è stata costantemente fatta dalla giurisprudenza di merito e dalla giurisprudenza di legittimità, che allorquando l'attività nella prospettazione dell'accusa, che è trovato anche il vaglio, di un giudice, perché il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto, necessario un vaglio dibattimentale anche su questo fatto. Ecco, nella prospettazione quindi scrutinata, nella prospettazione dell'accusa scrutinata da un giudice, l'attività dell'avvocato, l'attività dell'imputato in quel caso ha travalicato i limiti di quello che è l'ordinario e legittimo e pieno mandato defensionale, perché nel caso di specie, poiché bisognava allineare, questo sarà un tema di prova ovviamente, ma lo proveremo, vedremo se raggiungiamo la prova sufficiente, ma poiché bisognava dare, giustificazione di una serie di condotte di giorni specifici, nel caso di specie, non mi ricordo qual è la data, ma Franco con la propria amante o compagna o con che dir si chiama, si era recato dapprima in una chiesa a Casalpalocco, forse, non mi ricordo, a Casalpalocco, sempre con la macchina di servizio, poi si era recata altrove per i fatti suoi, era stato contestato che quindi aveva fatto un utilizzo, di questa cosa, e Franco in quella sede, e così lo giustificherà nelle indagini difensive, con varie articolate produzioni, tra l'altro affermava, che a nostro avviso è mendace, che quella era un'attività di servizio, come dimostrava una relazione. Ecco, questo è il succo della questione. Vero o falso lo vedremo. Fatto sta che siccome per quel giorno vi era una relazione diversa, così come è supposto e scrutinato da un giudice, viene una relazione diversa, bisognava mettere una relazione, e ci sarà lì una relazione posticcia ad avviso di questo ufficio, cioè la relazione poi depositata in copia anche nelle indagini difensive, ma per depositare questa relazione che dava conto di un'attività quel giorno che giustificava lo spostamento a Casalpalocco, bisognava distruggere la relazione che diceva invece quella che era stata l'effettiva attività svolta o quello che era stato scritto per quella circostanza. Ma al di là di questo, nel momento in cui si suppone, e ripeto, e questa è l'impostazione, poi lo valuteremo, che l'avvocato, consapevole che se ce n'era, se poi tirava fuori, usciva fuori, magari anche perché l'ufficio di procura è particolarmente attento, usciva fuori che
la relazione di servizio del giorno X depositata là aveva un contenuto diverso da una relazione di servizio che riuscivo a prendere nell'ufficio preposto, cioè nel commissariato, cioè se circolavano relazioni di servizio dal contenuto diverso sarebbe stato un problema, quindi altrimenti allora io non la produco, mi evito di chiedere l'abbreviato producendo queste cose. Se questa attività viene risolta ad avviso dell'ufficio, e ne discuteremo attraverso una istigazione a far fuori l'originale e sostituirlo. Questo a casa mia è reato, questo a casa mia è al di là ed oltre ogni lecito limite, anche della difesa più aggressiva e spregiudicata. Questo è penalmente rilevante. È provato? Sarà provato? Lo vedremo. Esula dal mandato defensionale? Assolutamente sì. È compatibile quindi la utilizzazione di questa conversazione che, in cui si invera l'attività concorsuale del difensore con il difeso nel sopprimere un atto pubblico? Sì. Sì, ora e sempre, a prescindere, dalle preclare affermazioni di una parte della dottrina, ma seguendo quella che è una condivisibile e costante giurisprudenza. Detto questo, quindi, non posso che ribadire per la piena utilizzabilità, perché stiamo fuori dall'applicazione del 270, non dobbiamo nemmeno arrampicarci sul discorso dell'interpretazione che la giurisprudenza sa, e uso polemicamente, tra virgolette, con questo termine che la giurisprudenza dà del concetto di corpo di conversazione avente la caratteristica di corpo di reato, è al di fuori dei limiti del mandato defensionale, è compatibile con l'articolo 103, l'interpretazione è costante e del tutto inconferente, perché non rilevante, perché non fondata, è la sollecitazione ad eccitare la Corte Costituzionale. Peraltro, invocando l'incostituzionalità di quale norma, questo perché immaginavo, conoscendo, comunque non c'è la infondazione. 113 relazione. Ma non è questo, infatti la mia non è un'eccezione sulla vaghezza, ma sulla totale infondatezza. Allora produco, però, allora io vorrei produrre, ma mi dovete dare il tempo, anche solo il frontespizio della primigenia informativa e del provvedimento del pubblico ministero, la sentenza nel procedimento, quello per le macchine, da cui si comprende, al di là dell'esito che non ci interessa, ma si comprende che il materiale probatorio in quel processo è costituito esclusivamente, da materiale di tipo diverso rispetto ai soli fini della risoluzione. Sì, ma non è nel merito, è solo per questo motivo, non per altro, perché altrimenti come lo faccio a provare? Presidente, sulla produzione della sentenza, il motivo, se mi è consentito, è un'incursione naturalmente in un'eccezione che mi lambisce ovviamente, in quantomeno in relazione all'esistenza sulla mia posizione, sulla posizione del dottor Franco, di altri reati che assolutamente consentivano l'utilizzazione di intercettazioni telefoniche. E in relazione invece alla produzione della sentenza, sottolineo come, naturalmente lo sottopongo al vaglio del collegio affinché possa poi deliberarlo autonomamente, depongono più ragioni per l'inopportunità di un'acquisizione agli atti del fascicolo, mentre naturalmente se fosse utilizzata ai soli fini della verifica, ai soli fini di sostenere la sua posizione sulla questione di inutilizzabilità. Il motivo, ma non serve che lo spieghi, non serve. Solo così.
Quindi poi sarà restituita all'ufficio del pubblico ministero? No, resta agli atti, ma viene utilizzata solo ai fini della decisione sulla questione, nulla di strano, avvocato, è Perché normale. sono trascritte tutte le informative, gran parte delle informative di reato di questo procedimento. Ma mica il Tribunale può attingere a in quel quello, fascicolo scusi. fu prodotto l'intero incartamento di questo fascicolo, Presidente. Ecco, quindi per questo motivo. Ma il Ministero ha chiesto di produrre la sentenza solo al fine di supportare la sua posizione, non le informative e non altro. E Il Tribunale ha questo... trascritte all'interno. Ma Quindi non ci interessa, non ci riguardano. lascio a verbale questa circostanza. Grazie. No, allora abbiamo capito perché il GUP non ha deciso, a dire la verità, e quindi abbiamo cambiato posizione. È una decisione implicita. Nel frattempo abbiamo cambiato idea. In questi termini facciamo una cosa di buon senso, perché comunque ci sono, credo, almeno 250 conversazioni da trascrivere, per cui noi faremo, anzi, andiamo avanti. Adesso sentite cosa facciamo. Allora, Per la produzione sì, ma va bene. no, può anche riservarsi un attimo di farla in cancelleria. Sì. Allora, il Ministero riserva la produzione in cancelleria della documentazione a supporto delle sue argomentazioni in punto utilizzabilità delle intercettazioni. Il Tribunale ammette le prove orali documentali rispettivamente richieste dalle parti ha ritenuta la rilevanza e la non manifesta superfluità. Dispone sin da ora la trascrizione delle conversazioni richieste dal pubblico ministero fatta eccezione per i progressivi numero 2556 e 2558 del RIT 184/16, sono corretti i dati? Sì, questo ha detto l'avvocato, se sono... Questo ha detto. 184/16, sì. Su cui riserva la decisione, nonché la trascrizione delle conversazioni richieste dalla difesa Soricelli. Allora, conferiamo l'incarico breve perché le conversazioni sono tantissime e scioglieremo la riserva alla prima udienza, che mi sembra la cosa più saggia. Fissa per il conferimento dell'incarico al perito trascrittore che verrà designato. Per noi è indifferente, 28, 29 o 31 gennaio. Ci
sono preferenze? Se non ci sono preferenze lo facciamo il 28, che è la prima. Tanto mistero non c'è problema. 28 gennaio 2019, ore 9:30, ottava collegiale. Fissa sin da ora il seguente calendario. Capisco più l'ordine delle pagine. Ho capito. Allora, abbiamo detto 3 maggio 2019, ore 13, aula ottava collegiale. Franco più 6 più 2 enti. Udienza in cui verrà altresì sciolta la riserva sulla questione di inutilizzabilità delle conversazioni. Prosecuzione, mi pare, a 15 luglio 2019, ore 13 e seguenti, ottava collegiale. Dunque, poi, 1° ottobre, non ho saltato niente, 1° ottobre 2019, ore 9 e seguenti, ottava collegiale. No, è mezza giornata. Poi, pubblico ministero ci conforti, 7 novembre mi pare, ore 9 e seguenti, sempre l'ottava. E poi abbiamo fissato anche un 5 dicembre 2019, ore 13 e seguenti. Allora, per ora il calendario si ferma qui. Il 3 di maggio è già in grado di dirci chi citerà il pubblico ministero? Ah, posto? Avvocato Cagliazza, a posto? A posto? Sì, sì, a posto. Chi cita il pubblico ministero? Un po' di polizia giudiziaria? Sì, un po' di polizia giudiziaria, adesso vediamo un attimo. 2 o 3 operatori. Operanti, quindi, manda al Ministero per la citazione dei testi per l'udienza del 3 maggio 2019. E volevo chiedere una cosa al signor Carfagna. No, solo un chiarimento, perché all'udienza del 15 novembre, aveva indicato come difensore solo l'avvocato Lucchese Pierpaolo, ma lei è difeso anche dall'avvocato Cimatti, no? Non significa che non ci sia l'avvocato Cimatti, d'accordo. Allora, invita le parti a ricomparire senza ulteriori avvisi. Vuole comparire anche per il conferimento dell'incarico, che cosa dice a gennaio? Dipende da lui, può non venire per quella data. Allora, Carfagna Mauro dichiara di rinunciare a comparire all'udienza del 28 gennaio 2019. Ne dispone direttamente la traduzione, ove ancora detenuto, per l'udienza del 3 maggio 2019, ore 13. Presidente, chiedo scusa, per le difese che non hanno, che si sono riservate l'individuazione di ulteriori conversazioni da sottoporre a perizia, le possiamo depositare l'elenco anche in sede di conferimento in carico? Certo, bene, ma anche grazie. dopo, se per quello, sì, Perfetto, certo. Pubblico ministero, niente, appena possibile